piace sto lido. Scusa, chi è qua alla Catalla? È troppo bello. E questo lido azzurro? Guarda, ma bio fisco, mi sugo due belli biri. Io ti muovo caparra, un paio copiatelo. Alla Catalla Che è cominciata la trasmissione? con Giuseppe Castiglia. Sogno troppo, ma delugo. Ci siamo? Mi senti tu, Gianfri? Adesso saranno tutte le prime giornate quelle di prova. Ti sento, Intanto... però io non sento me. Non senti te? Fantastico. Aspetta, è Io partita ti la sento. nostra sigla, eccola qua. Ce l'abbiamo la sigla? Sì. Nel frattempo vi annuncio che questa è la prima puntata in diretta dal Lido Azzurro di Alla Catalla in the Summer. Hai visto? Nonostante non sento bene, sono entrato in ottava. Sì, Vuol perché dire qua che sono in sei- forma. Sei un professionista. Sì, proprio, come no? E allora, dicevamo, prima canzone? Voglio partire con Azzurro. Ah, però, ecco. Però non è Ci ha quella, pensato, non è quella eh. originale. Ci ha pensato una Senti settimana, un ma po' tu che hai cosa- fatto? Senti un po' cosa ti ho combinato ieri. L'hai pomeriggio. rimaneggiata? Sì, No, dai, sentiamo. Voglio partire così oggi. Lido Allora, Azzurro. da Comis in diretta dal Lido Azzurro, una nuova versione di Azzurro per Alla Catalla. Il pomeriggio è troppo azzurro. Oh, ringraziamo anche la nostra Loredana Calabrese, ovvero LC Promotion, che è colei che si occupa del nostro palinsesto pubblicitario, che è venuta a trovarci a farci l'in bocca al lupo già dalla primissima puntata. Che mi hanno portato già i primi regali oggi. Che t'hanno portato? Guarda, questa la figlia di Gabriella mi ha portato gli orecchini Wow. con la scritta DJ, capito? Perché uno per l'orecchio sinistro, l'altro per l'orecchio Perché destro. tu, diciamolo, Io ne uso due. esatto, ne uso tu due. sei bucato più di persone normali, no? Nel senso che hai anche i buchi nelle orecchie. E poi vabbè. Orazio mi ha portato una maglia, una No, t-shirt dai. con la copertina del mio ultimo Turnaround di Turnaround, Comis, capito? mamma mia, beh, questa la vedrete su Molto il nostro bella, pianeta, grazie. Pianeta alla Catalla, quello di YouTube, perché Tony Etna sta documentando il tutto. qua, documenta. Ho messo la nostra foto, ci metto anche un mi piace, come ha fatto Claudio Nicotra, che ha anche scritto un saluto dalla Danimarca. Oh, Hai che capito? bello, anche in Danimarca ci ascoltano. Ovviamente ci mancherebbe altro. E poi ancora, aspetta che questo non lo vedo bene. Il mondo di Max, Peppino, siamo sempre qui al lavoro con la stazione radio perennemente sintonizzata sull'89.2. Ci siete mancati con le vostre battute, i tuoi risvegli e con i tuoi personaggi. Bentornati e buon lavoro. Ma grazie. Ovviamente qualcuno degli ascoltatori non ha fatto a meno di notare che siamo lontani oggi, no? Che siamo lontani come postazione, nel senso che il camper è abbastanza grande da starmi abbastanza vogliamo lontano. spiegare il perché è stato fabbricato così questo camper? Per no? evitare che tu rugno Esatto. cuzzate in diretta, capito? È stato strutturato appositamente. Anche perché così. lo sguscio della cuzzata si Si sente, capito? si E quindi non è sente. una cosa che si può fare, anche perché Capito? c'è la cuzzata con sguscio, c'è chi da chi è Esatto. quattruita, c'è chi da desgaleggio, c'è chi da Vogliamo- nescere, chi da vogliamo fare- frasere, c'è chi da con l'effetto alla Maradona, la sai tu la cuzzata alla Maradona? Aspetta, no, perché a sto punto io le voglio conoscere tutte. Allora, si piazza Tony Ettana a mo' di barriera davanti, tu ti metti dietro Tony Ettana, a mano furria con l'effetto, senza toccare Tony Ettana, come il pallone Esatto, scagliato dal sì. piede di Maradona, no? Dal sinistro magico di Maradona. Io però vado con la destra, capisci? E ti piglio stesso senza toccare Tony Ettana per giunta un po' cozzo. Quindi è con l'effetto, perché Però- poi la mano fa un coppo da chianata, Certo, capito? certo, però ci vuole classe per fare queste Ma cose. che fa stai giocando? Io sono campione mondiale di cuzzata, ma stai scherzando? Che tu rogno cuzzate Ma così? Senti un po', ma Io ci mi allenata a casa. bisogna io. fare degli allenamenti particolari. Certo, mi sono presumo, no? allenato io. Che fa scherzo? Mi pigliai il Rottweiler che quando c'erano i cuzzate ma chi sente, capito? Ma Comis, come è vestito? Con costume havaiano? No, No, ha no. l'immancabile maglietta di Alla Catalla che abbiamo tutti, devo Esatto, dire, qua dentro. quella bianca con la scritta verde oggi. Io oggi invece ho quella nera con la scritta arancio, Esatto. Tony Etna nera con la scritta rossa e invece Orazio uguale a DJ Comis. Loro ormai hanno intrapreso una relazione. Esatto. Infatti Lo possiamo nessuno anche parla dire- più di Anisa qua Esatto. dentro. Lo Io- possiamo anche dire ad Anisa se ci sta Sei ascoltando. ancora fidanzato con Anisa? No, ma quella è una copertura, Ma sa Giuseppe. di questa tua storia con Gianfranco? No, Intanto lo c'è puoi un signore dire, lo puoi curioso dire. che si affaccia qui. Buongiorno. Buongiorno. Come va? È arrivato adesso al mare o sto andando via? È appena arrivato. Sì. Ah, grazie, gentilissimo. Visto. Ci vedremo qua tutti i giorni da lunedì a venerdì. Lei il signor? No, qua ci si presenta col numero di cabina, non c'è. Il signor 120, 120, un grazie, applauso. lo salutiamo. Salutiamo il signor 120 con tanto di maglia rossa.
che è passato a salutarci all'interno del nostro camper. Buongiorno e bentornati. Giuseppe, sabato ero al Lido Azzurro e viste sta camionetta che ha scritta fantastica. Io pensavo che era un camion dei panini, capito? Ma no, Dice, ma che al no. Lido Azzurro fanno magari i panini e le patatine? Ce l'hanno dette di tutti i colori su questo A me hanno camper. detto che facciamo gelati. Quindi La verità è figurati. che è bellissimo e Dai, ce lo è invidiano in stupendo, è tanti stupendo. perché è un camper con tanto di regia radiofonica all'interno. C'è pure Turi Compagnia che quando si parla di regia ne esci fuori. Turi Compagnia, Turi capito? Compagnia è normale, fa rima. Per forza. Oh, dicevo, è arrivato un Aperol Spritz direttamente dal bar Giargeri che ha la responsabilità della somministrazione di alcolici, non alcolici, ma soprattutto della buona roba da mangiare, perché Giargeri è assolutamente una garanzia da questo punto di vista e quindi al Lido Azzurro i bagnanti saranno contenti di scoprire le bontà. Noi le scopriremo ogni giorno anche grazie all'intervento di un giovane rampante lavoratore di Giargeri che si chiama Arcangelo. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, se parli qua magari ti sentiamo anche fino a Canalicchio, eh? E allora, ci sei? Ci sono. Oh, buongiorno Ah, hai Arcangelo, intanto presentati, di dove sei? Io sono di Paternò. Cosa? No, vattene per favore. Non lo dire, non lo Arrivederci, dire. grazie. Ma perché non fai l'astronauta, scusa, invece di fare... Ci ho provato, Ci hai ma provato, non ma mi hanno Parmitano ti ha fregato, eh? Gianfranco non può bere, lo sai che Gianfranco... Sono minorenne io. E non può mangiare, ma quello scagliola mangia, Scagliola. Poi in estate, niente, una foglia tua che imbogli acqua e lui a No, posto. no, ma quando mai, no? Per poliziare su mosso ci mette la scoccia do limone che io ci Ed è passa poi contento, bene, e va felice. bene così. Va bene così. Dimmi che cosa mi aspetta oggi come primo, per esempio, Perfetto. che mi consigli? Come primo oggi ti consiglio delle linguine alla polpa di ricci. Au. Hai capito? Linguina ai ricci, Sì. a cucire buono e buono, Sì, sì. a molto subetani, Esattamente. Hai capito? Gianfranco, ma non è che sto diventando allergico a Tony Etna, perché ho essere, appena può starnutito essere. 2 volte, appena l'ho Appena visto. lui è entrato, sì, sì. Appena l'ho visto. Vabbè, intanto voglio ringraziare Gabriella e i suoi figli che mi hanno anche dotato di una calamita in fimo, devo dire molto semplice e stilizzata, sono le mie iniziali, Giuseppe Castiglia, però Molto voglio belle. dire molto bella, elegante, soprattutto il gesto, no, di aver unito le 2 lettere e di aver messo dietro anche 2 piccoli magneti che mi danno la possibilità di attaccarlo, allippare questa sì, cosa, sì, per sì. esempio sul frigo di casa mia. Qua è un po' difficile perché di ferro non fanno più niente, Tonietta. Non fanno più niente di ferro, è tutto di plastica ormai. Oppure fibra di carbonio che non ci allippa niente. Niente. Io in questo momento sono in terrazza, stinnicchiata al sole che ascolto alla Catalla e finalmente dopo 2 settimane di paranoia senza i miei 2 amichetti del cuore mi sto rilassando e finalmente tornava a pace. No, picchi The Walking, cioè il marito, Il marito, sì. che ci hai fatto dire di speed, meno male che tornastro, va, meno male, baci Vicky e vai tutti in coro, vai! Super, super. Ma fai super schifo quando canti, ma io non lo so, dico io. dai. Ma non mi potevano mandare un altro, un'altra, quantomeno. Ma soprattutto un'altra. Vabbè, vorrei dico io, dire. dopo tutto Vabbè. un inverno con te, non ti potevi pigliare 3 mesi ferie, non potevi rinunciare a Ma questo incarico e sai dire che non io me la sento. ci avevo pensato. Non potevi? Ci avevo pensato, però vabbè, pazienza. Pazienza, ce lo teniamo, mi sa, fino alla fine. Si chiama Gianfranco Comis, è raccomandato e non sappiamo come farlo fuori. Forse solo fisicamente, ma ci penserà Pippo il Matelico prima o poi. Ci riuscirà forse. Beh, voi se volete saperlo, restate con noi su Radio Fantastica con Alla Catalla. Torniamo domani dalle 11 in poi in diretta dal Lido Azzurro su Radio Fantastica con Alla Catalla. Catalla, Ciao! Alla Catalla, offerto da Pizza Pepper c'è. Voglia di pizza, baguette o insala pizza? Al mare.